degli europei fa da colonna sonora, non possiamo non parlare del fatto che questa sera ci sarà a partire dalle 18 qui al centro Sicilia la possibilità di vedere in diretta la partita dell'Italia, e noi di RSC Radio Studio Centrale occuperemo questo box proprio per poter trasmettere in diretta da qui, non la partita chiaramente, però insomma vedere insieme ai visitatori del centro Sicilia la partita dell'Italia questo pomeriggio. C'è il telefono che squilla, magari sarà qualcuno che vuole delle informazioni sull'andamento dell'organizzazione per la partita di oggi pomeriggio. Pronto? C'è la partita. Oh, Mario Fabio! Jonathan, sono contento. La partita oggi pomeriggio. La partita oggi pomeriggio, Jonathan, la partita dalle 18. Mare, la partita, Mare, stiamo studiando per gli esami. Mare. Oh, che bello, sono emozionato. Un applauso, Jonathan. Che bello. Finalmente la testa a posto. Quest'anno maturità, Quest'anno maturità? Ma quando mai, Mare? Abbiamo scoperto che ancora devo picchiare la terza media, Come Mare. avete Siamo scoperto? troppo consumati. Ma in che senso avete scoperto? Perché, Mare, ancora io c'ho 17 anni, Mare. Ma ancora sogno la terza media. Ma come 17 Ora mi anni? devi picchiare, Ma Mare. come? Ma non sei a 17 anni, sei indietro da impazzire. Scusa, quanti anni hai Io ripetuto? pensavo che già era ai scuole superiori, invece ne hai caputo niente, Mare. No, assolutamente. 17 anni dovresti essere alle scuole superiori, non alla scuola media. Jonathan, mi permetto di dirti. Ma ho fatto che non ci vai mai, ormai sogno confuso, che visti Ce ne ci ho adesso, Ce ne Mare. siamo accorti. Tra l'altro Va bene, ma non accusiamo nulla, Mare, io ne ero 17, ma lì Camatti ce n'aveva 19, io ci ho consumato. quanti anni ha l'Incamastice? 19, Mare. Ah già, vero, perché è quello che guida la macchina, vero, dimenticavo Mare. questo piccolo dettaglio. Usai, facciamo a buttare tutti gli argomenti concatenati? Prego? Tutti gli argomenti che abbiamo studiato concatenati, Ah, Mare. bene, giusto, Ma io giusto. lo sai, ci fa molti bottini concatenati, Appunto, Mare. guarda, bisogna... Allucinante, Guarda, Mare. ti do una mano d'aiuto. Bisogna, per esempio, partire da una materia, collegarla a un'altra, passando attraverso un ulteriore. Praticamente, Mare, ci vuole la materia prima, Esatto. ci passa un'altra che è un'altra materia No, prima in carta, no, si collegano, si ammogliano, si alliquano e si imbicono. Assolutamente no, non è questo il concetto. Ho capito male. Hai capito malissimo, non era questo il concetto che ti volevo esporre. Allora, Luca c'è, cancella sti appunti, no, ho sbagliato, ma io picchio appunti era, Mare. Sta picchiando appunti a tutti i ignori, Mare. vi state preparando le cartucce? Le cartine, Mare, ci abbiamo, siamo pronti con le cartine, che cosa sono queste cartucce, Le cartucce, Mare? dai, lo abbiamo fatto tutti quando dobbiamo fare un esame, ci portiamo dietro. Ah, sì, Mare, la cartuccia che perché temi? Esatto. Ti devi fare un tema, Mare, sì, Mare. Esatto. Vabbè, là ce l'aveva la cartucciera, Mare, ma non ci sono i temi però, Mare, non ci sono i temi, Mare. Tu sai tu chi c'è, vero? No, non ne ho idea. Mare, è una cartucciera, 130 colpi, non devi dire i chiudenti, Mare, ha voglia di fare esami, Mare, troppo consumati. E quindi hai la possibilità di scrivere 130 argomenti diversi per 130 temi diversi. Mare, sai chi ci sta portando lì il mastice? Che Mare, cosa? il mastice e i suoi derivati, Mare, come mastice. argomento di scienza, Mare. Che cosa? Scusa, La trasformazione, Mare, della cellulosa in carta. in carta, ecco, e questo è il Sì. collegamento, cioè lì subito Certo. vai alla biologia, poi? E poi Mare di applicazioni tecniche ci sta portando magari la si chiama proiezione ortogonale del roccetto. Praticamente Mare serve a definire quanto cartone ci vuole, Mare, in centimetri quadrati, Esatto, per fare un roccetto regolare. Cioè, Sì. dato un cartone di misure, guarda, Bravo, Mare, esattamente così, Mare, da calcolare l'area, il volume, come visti, Mare? però vedo che insomma siete ben piazzati sul fatto Mare, di... come a fare? Che non pigliare sta licenza media, Mare, è non giusto, è che è vogliamo giusto. stare qua tutta vita, ma anche perché ne dissero che a scuola superiore ti spacchi uscire livello, Mare, Sì, troppo effettivamente bello. rispetto alle scuole medie è un po' più pesante la scuola superiore, però basta studiare un po' di più, mi permetto di dire, Jonathan, ne basta frequentare un po' di più che poi va tutto liscio come l'olio. Mare, ma noi ci frequentiamo a Piazzetta, Mare, Ma l'ho e anche là capito, c'è però. parecchio olio, Mare, voglia. L'ho capito, però io guarda ti posso dire soprattutto perché dopo tanti anni di sacrifici, perché insomma alla fine Mare, ma tu ci sta a scuola? io sì, sono andato a scuola e ho continuato a studiare per poter coronare questo mio progetto e non mandare tutto in fumo.
Mare, non desiderare, mare, prima andare tutti in fumo ne chiamare a nuoci, perciò nuoci, mare, se la licenza media è meglio che non narrare di più, già usaccio che fine fa, mare. Di cercare scuse. Già usaccio che fine fa. All'inizio vabbè, dai. tu sai magari, vero? Ma per favore, dai, quella bella la licenza media, tra l'altro, ultimamente la danno anche loro in pergamena, capito? Quindi c'è la possibilità di appendere. Mare, la pergamena viene meglio, mare, perché brucia con una lentezza particolare, per cui mare viene molto molto meglio, capisci? Stai parlando perché è una specie di filigrana? Sì, esatto. Mare, è presente la filigrana, mare? Presente la filigrana, sì, come no? Tu ti l'ha fumato mai, mare, un diploma di cucino d'oro? Che cosa? Perché dovevo fumarmi il Ti l'ha diploma? fumato mai, mare, a laurea dell'avvocato Rito Pacci, mare, ti l'ha fumato Ma mai? non mi interessava per questo, ma figurati. Mare, ti l'ha fumato mai in duplicato la carta d'identità, mare, ti l'ha fumato mai? Ma no, Ma tu assolutamente. capire un bruciatura, male, dice finta che c'è rubata la carta d'identità, ti dici fare un duplicato, più poco piacere di fumare in fila, male. È un cretino. Ah, poi il bestia, si voleva fumare magari un codice fiscale, ce ne sono di plastica. Fa Di non bruciatura, si ingredire, non deve fumare un codice fiscale di plastica, male. Senti, Jonathan, ascolta, io non voglio togliere più tempo al tuo studio. In questo momento cosa stavi studiando? Qualcosa di particolare oppure andavi così sul generico? Guarda, in questo momento stavo cercando una pagina in particolare, cioè. Sono contento. Una pagina, male, appena c'ho, male, lì capaci è pronto, cioè, Ma per fare cosa? Per ripetere? Mare, siamo tutti a casa dell'Iccamastico, capisci? Complimenti, E stiamo studiando, stiamo facendo ripetizioni di gruppo. Ripetizioni di capisci? gruppo, bello. C'è tipo il Breccio di Ferro, c'è magari Rullo Magic, e Luca e Andrea, gemelli di Pino, a scuola vanno buoni, ci sono c'è anche Conna, ci sono buoni. Sappiamo che insomma loro hanno alle spalle una famiglia che li sostiene. Come sono gemelli, Coppa c'è una stereo, capisci? Con tutto l'umano c'è una. Bravo. E magari c'è una bel surround, c'è una a furriare. Bene, certo, sono gemelli, quindi poteva essere. Cioè, i mari nero non una mano, non aiutano, capisci? Bene, è bello. Meno male che ci sono meno male. Meno male. A poi c'è tanto preciso, quello c'è tanto preciso, No, non mi ricordo bene tanto il preciso, però insomma immagino tanto preciso, in matematica numero 1, perché quando fa il taglio della cartina, lo fa calcolando lo spirito. Lo spirito, cosa? Certo, ma tu sai quando Apple è salvato, danno preciso nell'Amazzonia. Ma per favore, ma la smetti con questa storia? Meno carta sprecata, più alberi salvati. Meno carta sprecata, più alberi salvati, certo. Nella sua specialità, tanno preciso è un ecologista. Adesso gli facciamo anche i riconoscimenti a questo cretino. Io ti manco usati, certo, ci mancherebbe. Ti devo lasciare che ci vuoi la pagina, Ecco, bene, devi cominciare a ripetere. Picchia tutto voi, che siamo pronti, ci vuoi la pagina giusta, Bene, siete pronti per ripetere, no? Oggi ci fumiamo la prima guerra mondiale. Ma come vi fumate la prima guerra mondiale? Ma come? All'Iccamastico, c'è l'Iccacò, 15-18, vai!